La meta qual è? La meta è la villa da Porto Barbaran a Montorso Vicentino. Perché andiamo lì? Andiamo lì perché l'amministrazione comunale insieme alla Proloco ci ha contattato per effettuare un'indagine. A caccia di presenze che popolano altre dimensioni, tra ville e castelli dove la storia si intreccia con la leggenda e il mistero. È la missione dell'associazione Ghost Hunter Padova, nata nel 2015, composta da impiegati, medici, tecnici informatici, uniti dalla stessa identica passione. Voglia di conoscere ciò che non conosci, l'istinto alla conoscenza di aspetti che non risultano verificati sperimentalmente ancora. Ci chiamano in tanti termini, anche acchiappafantasmi. Noi preferiamo definirci indagatori del paranormale. Noi cerchiamo di dare una risposta a tutte quelle domande che risposta non ne hanno. Quello che c'è dall'altra parte ha solo, secondo me, bisogno di comunicare. Si cerca di dar voce a queste entità e soprattutto capire se quello che succede è reale oppure no. L'approccio è rigorosamente scientifico. Abbiamo un rilevatore di temperatura, un rilevatore di campi elettromagnetici. Questa è la termocamera, rileva le variazioni termiche. Mentre una parte della squadra sistema la strumentazione nelle sale principali della Villa da Porto, giù nei sotterranei emergono dettagli inquietanti. Qui vivevano, in tempo di guerra, vivevano gli sfollati e qui probabilmente sono stati anche dei fatti di sangue. La struttura legata alla figura di Luigi da Porto, autore nel 400 della prima versione della storia di Giulietta e Romeo, è stata in tempi più recenti, durante l'ultima guerra, luogo di torture ed esecuzioni per mano dei tedeschi. I risultati delle precedenti indagini parlano chiaro. Abbiamo colto quello che secondo noi è uno sparo, che si ricollega anche ai fori presenti all'interno della villa. Ora si punta a raccogliere nuovo materiale, la registrazione può partire, si spengono le luci e si sigillano gli ambienti. Chiudiamo la villa e ci vediamo fra un paio d'ore. In attesa di conoscere i risultati delle registrazioni, la squadra Ghost Hunter ci guida alla scoperta di altri misteri. Adesso stiamo andando a Cervarese Santa Croce, a Villa Trento. Attualmente proprietà privata che ospita un maneggio, Villa Trento è un piccolo gioiello del 1500 costruito inglobando un monastero benedettino risalente al IX secolo, la testimonianza di chi qui ci lavora. È qui che avete visto il monaco, no? Sì, eravamo sedute qua a tavola e una delle nostre ragazze ha visto proprio la testa. Ci sono ombre bianche, ci sono ombre nere molto alte, non vedo solo io, vediamo tutti quanti, quindi come se permanesse un'energia che è stata vitale e che ha assunto un'altra dimensione. Fino ad ora le precedenti indagini dell'associazione, intervenuta sul posto più volte, hanno rilevato 2 metafonie effettuate con radio a onde corte. Altri fenomeni sono stati registrati nel vicino castello San Martino della Vanezza, importante struttura di difesa militare risalente all'anno 1000, sempre a Cervarese Santa Croce. Nell'ultima indagine fatta avevamo posizionato qua su un tavolino una pila e a un certo punto la pila si è accesa da sola. Mai avuto paura? La paura penso che sia umana, è normale, però se si conosce si cerca anche di dominare la paura. Se avessi paura penso che sicuramente non avrei quell'equilibrio che invece è obbligatorio avere. La voglia di scoprire è più della paura.